una giornata di fiera, come fosse una giornata di ferie. Per me che racconto il ciclismo da 35 anni, oggi è proprio una giornata di ferie, dove l'occasione della Fiera del Ciclo di Verona diventa occasione per andare a rivedere e rincontrare amici che hanno condiviso con me un periodo di vita sportiva. È anche occasione per dare una sbirciatina qua e là per vedere le nuove tecnologie e le espressioni della gente, che spalancano gli occhi e si danno un gran da fare per elogiare questo o quel tipo di accorgimento tecnico che sicuramente rivoluzionerà il modo di pedalare. L'accessorio, il profilo, la sella e l'indumento diventano protagonisti dei desideri degli amanti delle due ruote, il sogno, a volte irrealizzabile, di essere come quel campione lì che ha vinto proprio in quella gara lì e che ha conquistato la vittoria come l'alpinista che viola la cima più alta. Sogni e ancora tanti sogni, un modo per ricordare che in fondo siamo rimasti tutti un po' bambini, e questo mi pare giusto e anche positivo. Tante bici e tante e-bike che mi fanno un po' pensare al ciclismo che forse scompare, alle imprese muscolari che i veri campioni ci hanno donato e che grazie alle loro leggendarie vittorie hanno reso eroi anche noi stessi che li guardavamo soltanto. Sì, anche questi sono sogni positivi, sì, perché la bicicletta è l'unico strumento prezioso e democratico che narra di storie vecchie come il tempo, che incastra alla perfezione il valore dell'amicizia. Voglio credere ancora che le fiere si ricordino di mostrare lo stand dell'amicizia e dell'onore e della concordia, che le biciclette hanno saputo dipingere nella tela un po' ingiallita della nostra storia. E con questo spirito abbiamo fatto visita ad alcuni amici che abbiamo incontrato e ci siamo fatti raccontare la loro storia, le loro imprese, di quello e di quello che faranno nell'immediato futuro. Antonio, io sono incuriosito, Napoli pedala come se Napoli dovesse essere soltanto spazzatura. Non è così, Napoli è una città vivibilissima, dove la bicicletta sta cominciando veramente a fare la voce grossa. È vero, fortunatamente Napoli da 8 anni organizza il Napoli Bike Festival, la nostra associazione, con grandi risultati. Il comune ci segue, i napoletani anche. Noi sono 8 anni appunto che organizziamo questo festival molto trasversale, dedicato alle famiglie, ai ciclisti, e quest'anno il festival è addirittura spalmato su 3 grandi date. Il 10 marzo c'è la prima randonnée di Napoli con un percorso di 100 e 200 km, si va anche sul Vesuvio, si vedono le bellezze della nostra città. Il 12 maggio c'è una ciclostorica che è chiamata La Vulcanica, e il 2 giugno c'è il festival, il Village, nella ex NATO, l'area della ex NATO di Bagnoli, dove appunto possiamo offrire ai nostri visitatori tutto quello che è un festival trasversale, da laboratori per bambini, espositori, dibattiti, mostre, presentazioni di libri ed altro. Noi vi ringraziamo per quello che fate e ci diamo appuntamento con Scratch. Grazie. Grazie, buon lavoro a tutti. Francesca, io ti ho visto sempre come fotografa, perdonami, perché hai una marcia in più, è un dono, ma anche un dono nel ciclocross e un dono anche per quanto riguarda la pista. Ti sei ritrovata, ti sei riscoperta, anche un piccolo incidente. Sì, finalmente sono riuscita a tornare nei miei passi, era da tanti anni che non ci credevo più, non correvo più perché mi piaceva, ma correvo perché un po' dovevo farlo. Ho riscoperto tanti bei valori anche grazie al team che ho adesso, che sono qui appunto a rappresentare, e ho scoperto un mondo nuovo e soprattutto una nuova me. Ho tanti nuovi stimoli e nuovi obiettivi e sono pronta a rimettermi per andarmeli a prendere. Un vero pistar impara più dalla prima caduta che dalla 100ª. Cosa hai imparato da questo incidente? Beh, sicuramente che sei lì a lottare, è una questione di frazioni di secondo, può andarti bene come andarti male. Ero lì per vincere e non ho ottenuto quello che volevo, però so che ritornerò per farlo, perciò... Gli obiettivi saranno importanti, sì. Immagino. Assolutamente sì, sono già lì che faccio i segni rossi sul calendario per decidere cosa fare in questa stagione subito, perché sono pronta a riprendermi. Ti facciamo un in bocca al lupo grande come una casa. Grazie mille, saluto tutto Scratch perché per me è sempre un piacere insomma parlare con voi e ascoltarvi. Grazie.
Giovanni Daniele, bene, intanto sono contento di rivederci, è passato qualche mese, sono felice. 6-8 settembre. Nel frattempo mi sono leggermente frantumato. No, ma... Giovanni, io ti devo dire una roba però. Roberto. Sì, no, ma scusami, non puoi andare a sciare proprio inizio stagione, c'è l'allenamento prima. Bisogna andare in bicicletta e basta. No, vabbè, la preparazione va bene. Stai attento, ripetuta Juve, diciamo, un buon successo alla prima edizione, però voi state lavorando benissimo, in maniera molto professionale. Credo che quei 1000 partecipanti siano 1000 e viva per quanto concerne poi la professionalità che ci avete messo. Beh sì, tu c'eri, quindi avevamo anche un tempo avverso, abbiamo portato a casa praticamente tutti belli sani e salvi, quindi questo è già stato un successo, abbiamo messo davanti a tutto la sicurezza e questo ci è stato riconosciuto proprio come eccellenza di gestione di una gara e questo è il punto più importante. Testimonio è sempre il mitico Francesco Moser, che è oramai inossidabile, assolutamente. In questa fiera dove ho visto tante motociclette, scusatemi, dopo tante bike, il muscolare ancora dovrebbe tenere, se no perdiamo la filosofia della bicicletta. Sì, anche se Francesco, se vai a trovarlo alla sua azienda, gira con i bike. Certo. No, Francesco lo dobbiamo ringraziare, è un fratello, ovviamente ha sposato l'entusiasmo, un comitato organizzatore insieme ad Alberto Laurora e a Tullio Serafini importante e poi è innamorato di quelle salite, quindi lo sta facendo veramente col cuore. Rispetto allo scorso anno però avete cambiato percorso quest'anno, mi pare che prendete una strada vecchia, una strada antica, anche che evoca tantissimi bellissimi ricordi. È veramente una chicca, questo... Non devo dirlo? No, è giusto, è una chicca proprio. Siamo riusciti a convincere i comuni ad avere i finanziamenti per mettere a posto la strada vecchia che collega Pinzolo da Madonna di Campiglio, il che vuol dire anche con 1,5 chilometri di strada bianca, vuol dire essere completamente fuori dalla statale e viversi proprio dentro, sotto le Dolomiti di Brenta, un percorso di 15 chilometri che è strepitoso. Io credo che a qualcuno gli scapperà una lacrima facendo quel percorso. Anche a me quando lo inaugureremo insieme a Bosch. Sarà una prima mondiale anche per una sorpresa che Bosch porterà alla nostra Top Dolomites. Avremo modo di riparlare con te, Giovanni. 6-8 settembre, ma tutto l'anno vi accompagneremo perché comunque lo meritate. Grazie, io voglio anche ringraziare sempre Montura che ci dà un pacco gara strepitoso e i nostri sponsor Mediolanum, Pregis, Garmin, Segafredo, insomma no gente diciamo di provincia, questo quindi ci dà avere un parterre di collaborazione, di partnership così importante, fa anche la differenza. I soldi non li danno a caso questi? No, beh insomma bisogna, e hanno tutti riconfermato, quindi vuol dire che sono stati contenti. Beta, adesso non mi vengono tutti in mente, ma però... 6-8 settembre. Ci vediamo ancora per quest'anno? Assolutamente, fammi ancora dire una cosa importante. Ma certo. E innanzitutto a PT Madonna di Campiglio che coorganizza con la nostra associazione e Trentino Marketing che ovviamente ci sostiene. La passeggiata si è conclusa, usciamo dalla fiera con la speranza che possano nascere campioni ancora come Bartali, ancora come Coppi, ancora come Moser e ancora come Pantani. Sì, proprio quei campioni lì che hanno fatto sognare milioni e milioni di sportivi con il sudore e la fatica. Quel ciclismo dove i conti si facevano con il cuore e i muscoli delle gambe. Quelle qualità che non si comprano al mercato.